Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati in un nuovo appuntamento che ci porta in giro per il nostro bellissimo territorio e vi porto stavolta nel bellissimo borgo di Sutrio che come sempre ci propone degli appuntamenti e degustazioni di prodotti del territorio in una cornice unica davvero eccezionali. E come sappiamo questo è il periodo di Fums, Profums e Salums e tutti i prodotti affumicati del territorio che fanno parte proprio di questa bellissima tradizione. Una giornata di degustazioni che sarà quella di domenica 27 aprile, quindi la prossima domenica, dedicata proprio a questo mondo dei salumi con tante curiosità, ma io non voglio raccontarvi troppo. Con noi c'è Chiara Serenati, che è anche una delle nostre affezionate di Radio Chef, pronta per raccontarci cosa ci aspetta in questa edizione e quali saranno le novità, Chiara. Ciao Barbara, buongiorno a tutti. Sì, infatti sono tante le novità dell'edizione di quest'anno. Innanzitutto abbiamo cambiato la data. Infatti le edizioni precedenti venivano svolte i primi di marzo. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare, di spostarla un po' più in là a fine aprile con la speranza di avere bel tempo, un clima un po' più mite. E poi ci sono tutti questi ponti in questi giorni, quindi aspettiamo numerosi i partecipanti. Un'altra novità è che non è la festa non si incentra più solo sul salame, solo sui prodotti di maiale affumicati, ma più in generale sulle verdure, i formaggi, la trota, quindi tanti prodotti affumicati che verranno rivisti da 8 ristoranti del territorio che proporranno degli assaggi a base di questi prodotti. 8 tappe di degustazione, quindi il sistema è sempre quello delle nostre feste gastronomiche con l'acquisto del voucher che dà diritto all'assaggio di tutti gli 8 i piatti proposti. Beh, questa è una gran bella novità, anche perché la trota affumicata effettivamente abbinata anche a questi salumi diventa proprio una chicca esclusiva. E poi c'è la possibilità di passeggiare per le vie del borgo, ci sarà anche l'appuntamento col concorso per il miglior salame affumicato, perché so che per qualcuno che li produce è una vera tradizione di famiglia, ma ci tengono moltissimo. Sì, esatto, un concorso aperto a tutti, sia a macellerie che a privati che appunto si dilettano in questa antica arte. Quindi trovate tutte le informazioni per partecipare anche sul nostro sito www.prolocosutrio.com. Un programma insomma che partirà dal mattino alle 10 fino alle 17 con la chiusura degli stand. Per acquistare il vostro voucher degustazione ci sarà la presenza anche delle cantine da poter assaggiare e una vera e propria festa con mercatini agroalimentari, musica dal vivo e anche intrattenimento per i più piccoli. Esatto, tante attività, tanto buon cibo, buona musica, buon vino, perché come dicevi ogni piatto è proposto in abbinamento con dei vini friulani. Poi un'altra novità è che chi vuole può fermarsi a Sutro anche per la sera. Sono organizzate 2 cene a 4 mani, quindi una accoppiata con i ristoranti del territorio e degli ospiti. Beh, è una bella opportunità anche per approfittare dell'albergo diffuso e passare un fine settimana eccezionale nella tranquillità di Sutrio. Esatto. Sei pronta, Chiara? Ci sarai? Sì, io mi occuperò del concorso del salame. Ah, bene, quindi quali sono i criteri più, insomma, importanti da valutare? Oppure quali sono gli Non aspetti li di cui ti devi... possiamo Ah, non li svelare. potete dire. Io Ah, ok. sarò dietro le quinte, quindi mi occuperò della parte organizzativa, però posso dirvi che dopo dalle 16 ci sarà la proclamazione del miglior salame e poi tutte le persone presenti potranno assaggiare quelli in gara. Benissimo, e allora Chiara direi che ci vediamo a Sutrio, sul sito della Proloco di Sutrio trovate tutte le informazioni ma le trovate anche sul nostro sito con anche un approfondimento dedicato a questo imperdibile appuntamento. Noi ti ringraziamo come sempre per essere stata con noi e ti Grazie a diamo voi. appuntamento a prestissimo.
Sì, e l'ultimissima novità di quest'anno è che il voucher si può Sì? acquistare direttamente sul sito prima di arrivare a Sutro, quindi Ah, bene. Vuoi ricordare il sito ancora una volta? www.prolocosutro.com. Vi aspettiamo domenica 27 aprile. Grazie, allora ricordatevi il sito della Proloco Sutrio e ci vediamo per Fums Pro Fums e Salums a Sutrio questa domenica 27. Ciao Chiara e grazie! Ciao, grazie a voi, ciao ciao. Hashtag I love Sutrio, grazie Barbara per averci portato in questo viaggio e grazie agli amici di Promoturismo FVG per continuare a raccontarci anche queste storie che ci parlano di territorio, ma ci parlano anche, dato che abbiamo detto, dei profumi di casa del nostro Friuli Venezia Giulia. Ed è proprio per questo e su questa scia che vogliamo continuare, perché abbiamo pensato di creare, date le giornate di festa in cui ci si riunisce, in cui si condivide anche il proprio tempo durante questi fine settimana, a un tagliere da condividere proprio in tavola. Lo costruiamo insieme agli amici dei supermercati Bosco di Trieste, quindi è un tagliere che parte dal mare e arriva fino alla montagna, alla Carnia. Lo chiamiamo Tagliere Carnia Trieste, quindi andiamo a immaginarlo e a unire i profumi anche di queste località che ci raccontano proprio la tradizione del Friuli Venezia Giulia. E partiamo subito con un classico, il Montasio DOP, il cuore del Friuli, giovane, fresco e dolce, oppure stagionato, più deciso e saporito. Questo davvero non può proprio mancare. Abbiamo parlato di sapori affumicati, quindi la ricotta affumicata da questo profumo avvolgente ci riporta subito al calore di una stube di montagna, quindi ci fa immaginare anche luoghi lontani se siamo vicino al mare, oppure di casa se ci troviamo in quota. E per un tocco affumicato in più possiamo scegliere un formaggio affumicato locale. La sua crosta scura e la sua pasta morbida che si sciolgono in bocca daranno una spinta in più anche al nostro tagliere. Passiamo poi ai salumi friulani, che sono una vera tradizione, come il prosciutto di San Daniele, dolce e delicato che si scioglie direttamente al palato. Il salame affumicato carnico, ci sarà anche la gara, quindi sarà un momento perfetto per scegliere il migliore, con il suo sapore deciso e quel retrogusto di affumicato che ci fa sentire anche il calore del fuoco, del fumo buono. E se vogliamo qualcosa di più rustico, ad esempio la pitina, piccola e affumicata, questa polpetta che veniva utilizzata per conservare le carni nel passato, è perfetta anche con una fetta di pane di segale, oppure possiamo scegliere il classico cotto di Trieste. Anche questo ci regala sempre un gusto anche più aromatico se lo scegliete nella versione appunto con i profumi più aromatici. Possiamo aggiungere anche la trota affumicata. Parliamo di pesce, una vera delizia, fresca, leggera, dal gusto delicato, perfetta per essere accompagnata da qualche goccia di limone o da un filo di olio extravergine buono. E a bilanciare i sapori più forti abbiamo pensato, insieme al team di Bosco, di aggiungere frutta e verdura, quindi pere Kaiser dolci e croccanti, tagliate belle sottili, insieme alle mele renette, con quel gusto acidulo perfetto per abbinarsi al formaggio. Fichi secchi con il loro sapore zuccherino che si sposano bene con i salumi, e possiamo aggiungere un po' di radicchio rosso per una nota amarognola che rinfresca e bilancia un po' il tutto. Ad accompagnare abbiamo nominato il pane di segale croccante, una polenta grigliata ci va perfetto, oppure un po' di miele di castagno o di noci, o proprio la frutta secca per completare. Non dimentichiamo naturalmente il vino, che nei supermercati Bosco viene scelto proprio dal gusto di Giorgio Bosco. Un calice di refosco oppure di friulano sono l'accompagnamento perfetto per ogni ingrediente di questo tagliere. Se vi è piaciuto potete aggiungerci anche i vostri sapori preferiti, fatelo direttamente ai supermercati Bosco che trovate in tutta la città, e vi lascio anche al loro sito e alle pagine social, perché nei giorni di festa magari è difficile trovare un luogo aperto per gli ingredienti dell'ultimo minuto. Loro hanno tanti punti vendita aperti sia per il 25 aprile che per il fine settimana del 1° maggio, quindi andate a dare uno sguardo e accaparratevi subito i vostri ingredienti preferiti. La nostra puntata continua proprio seguendo gli ingredienti di casa, perché siamo pronti con la ricetta della settimana, vero Barbara? Ed eccoci allora all'appuntamento con la nostra ricetta del giorno inviata dagli ascoltatori. E visto che abbiamo parlato di Fums Pro Fums e Salums, e quindi di questa tradizione norcina che viene festeggiata proprio a Sutrio domenica 27 aprile, ho deciso di preparare e di scegliere una ricetta dei nostri ascoltatori che aveva per protagonista proprio la salsiccia. È una ricetta molto semplice, però se appunto il 27 aprile vi recate a Sutrio e volete magari fare un po' di scorta proprio di salsicce, beh, questa è una ricetta ottima proprio per prepararle. E allora vi serviranno, secondo questa ricetta della salsiccia all'uva bianca di Nelly Cosolo di Pasian di Prato, per prepararla vi servirà una salsiccia di tipo sottile,
dell'uva bianca, preferibilmente senza semi, del rosmarino, dell'aceto, un bicchiere, e a questo punto andrete a mettere in pentola la salsiccia, la farete dorare insieme al rosmarino, dopodiché lo sfumate 10 minuti con l'aceto a cottura ultimata. Prima, insomma, insieme al rosmarino la farete dorare per un 10 minuti, poi andrete ad aggiungere l'uva, altri 10 minuti, ed il piatto è pronto. Il contorno che ci suggerisce la nostra Nelly è quello di usare della buona polenta, e ci aggiungerei io magari una polenta anche di farina un po' più grezza, più rustica. E invece per quanto riguarda la nostra salute in questo periodo dell'anno, dove tutto il nostro apparato respiratorio è un po' messo alla prova dai virus che vogliono farsi sentire prima di lasciarci alla bella stagione, allora io vi consiglio di approfittare intanto di passeggiare all'aria aperta, perché questo è già uno stimolo fondamentale per stare meglio, uno degli ingredienti essenziali del benessere. Ricordate che più tempo state all'aria aperta, anche se non fa caldissimo, anche se il tempo non è sempre splendido, più il vostro sistema immunitario ne uscirà rafforzato. Infatti fate caso, vedrete che scoprirete che chi fa degli sport all'aria aperta in realtà si ammala molto meno. In ogni caso, per rafforzare i vostri polmoni, dare una mano anche al sistema immunitario, alla circolazione, perché poi camminare e stare all'aperto fa benissimo, potete andare a raccogliere proprio delle piante aromatiche che vi possono aiutare in caso proprio di infreddature. E per curare bronchi e polmoni vi aiuteranno per fare proprio delle inalazioni. Ma quali sono queste erbe? Beh, ad esempio la malva, il timo, che è un potentissimo antibatterico, io ve lo consiglio davvero, anche i primi sentori di infreddatura, anche semplicemente del timo, magari andate ad acquistarlo in un'erboristeria, un negozio che si occupa di spezie fresche, in un pentolino scaldate il vostro timo per prepararvi un infuso. È molto molto benefico per le vie respiratorie, ma anche per la digestione. Poi ricordiamoci, il calore dell'acqua quando bevete una tisana è già di per sé terapeutico. E poi c'è la menta. Tutte queste erbe le trovate facilmente in ogni campo, mi raccomando sempre lontano dalla strada e dall'inquinamento. Potete raccogliere anche ad esempio camomilla, la gramigna, l'equisetto, la parietaria. Tutti questi in infusi e decotti, i primi ci aiutano per curare tutti quelli che possono essere problemi del nostro apparato respiratorio, i secondi invece ci aiutano a curare i disturbi ad esempio delle vie urinarie. Anche questi ogni tanto possono venire a bussare alle nostre porte con i cambi di stagione. Questi piccoli semplici rimedi proprio per risolvere questi fastidi, e invece io vi ricordo anche che poi sia per andare a raccogliere le vostre erbe, per curare il vostro giardino, per tagliare il salame e gli affettati nel modo migliore, mi raccomando che i vostri utensili siano sempre affilati, forbici, coltelli. Questo è fondamentale per la buona riuscita delle vostre ricette. E allora dove li potete trovare se dovete acquistare gli utensili giusti o se dovete affilare i vostri utensili? Beh, semplicemente da Affila Utensili Natisone, da sempre con noi a Radio Chef. Lo trovate alle Prose di Premariacco, la strada per Cividale Oleis. È molto facile da trovare, ma soprattutto potete dare un'occhiata a tutto quello che riguarda l'utensileria sul sito afilautensili.com, quindi sia per il livello amatoriale, cucina, giardinaggio, hobbistica, ma anche a livello professionale con tagli laser. Trovate tutto sul sito, oppure andate a trovarli. Affila Utensili Natisone ormai è una garanzia, perché tagliare significa soprattutto creare e non separare. E noi vi lasciamo allora con questo a qualche piccola curiosità di Radio Chef, ma ci ritroviamo naturalmente anche domani per una puntata speciale, poi la prossima settimana sempre con le vostre ricette e le vostre curiosità. Assolutamente Barbara, ma prima hai parlato di erbe, quindi noi ritorniamo anche all'aria aperta, perché uno dei protagonisti di questo momento è sicuramente l'asparago friulano. Le zone di produzione più rinomate sono Tavagnacco, Tricesimo, Latisana, Fiumicello, San Vito al Torre, Fossalon, ma anche Cormon, Sant'Andrea, Moraro e Medea. E l'appuntamento per celebrarlo è Asparagus d'Argent 2025, un appuntamento che ogni venerdì continua ad appassionare, anche ad appassionarci di piatti a base di asparago. Ve ne abbiamo parlato durante le scorse settimane. Questo venerdì i ristoranti sono tutti aperti, ma l'appuntamento poi con il menù dedicato continua il prossimo 2 di maggio al La di Moret. Il nostro viaggio continua, invece ci spostiamo nell'oltreconfine insieme a Mein Sonntag, che questa settimana ci porta sul lago Vortersee. Siamo nella bellissima Carinzia, un appuntamento che merita una visita per tutto l'anno, e gli eventi intorno al lago in questo 2025, il lago più grande della Carinzia, si chiamano Taste
Waters. In futuro la fruizione del lago sarà una priorità durante tutto l'anno, sarà più accessibile e diversificata che mai, e sul lago soffia un vento fresco. Ora si potrà godere e vedere il lago in tutta la sua bellezza durante tutto l'anno grazie alle nuove idee creative che vengono presentate da questo appuntamento, con un approccio olistico che valorizza il potenziale del lago e anche della Carinzia. Per inaugurare la stagione, come la primavera risveglia la natura, l'evento è stato il risveglio delle lumache. Poiché il divertimento e l'esperienza erano al centro di questo appuntamento, il microfono è stato messo da parte e l'argomento del giorno è stato spostato su un tema: svegliare le lumache. Voi sapete come si fa? Christoph Salanda è uno dei primi allevatori di lumache della Carinzia e ha condotto tutto il gruppo con la sua conoscenza e il suo fascino in un regno animale spesso guardato con un po' di scetticismo. Si è potuto imparare che le lumache vanno in letargo e quindi hanno bisogno di essere svegliate, e a questo scopo le circa 3.000 lumache conservate in cantina durante l'inverno sono state sollevate e trasportate nei loro giacigli estivi sotto una splendida luce del sole. Oltre alle creature viventi, poi, queste prelibatezze potevano essere anche assaggiate in diverse varianti arricchite con prosciutto e tartufo o con ricotta carinziana e burro aromatizzato alla menta. Quindi se vi trovate a Tarvisio, a Camporosso, in questi giorni c'è il Davit, un luogo che profuma proprio di famiglia. Abbiamo parlato anche del nostro tagliere, lì trovate tantissime proposte di salumi e di formaggi per un panino, per una bella passeggiata, per un pranzo al sacco. In questo 25 aprile sono aperti dalle 5 alle 18, quindi dalla colazione fino all'aperitivo una buona cioccolata calda, ancora potete godervi veramente tutto il menù primaverile. E infine, se siete a Sappada, invece c'è la gastronomia alimentari Cardis, sempre con piatti freschi e pronti per essere portati in gita nella bellissima località di Sappada, oppure per farvi una gita anche nel centro città e scoprire la tradizione e la storia che caratterizzano questo bellissimo borgo, tra i più belli del nostro Friuli Venezia Giulia. Anche loro li trovate nel cuore di Sappada e anche sul sito, tra salumi, formaggi e tantissima tradizione di gusto. Per il nostro appuntamento invece di oggi con Radio Chef è tutto. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e trovate il ricco ricettario di ricette sul nostro sito radio.0.it. Ciao a tutti e buon weekend!